God Save the Wine, siamo qui in riva al mare, è una bellissima serata in cui incontrare tanti amici ma anche tante aziende che al mare di per sé con te guicciardini, no? Non ti viene in mente il mare, invece in realtà questa storica cantina dal 1199 che fa vino ha una serie di proposte ideali per l'estate e non solo, vero Alessandro? Per servire la Versiglia ai clienti miei del mare bisogna organizzarsi, quindi allora nello specifico abbiamo qua l'incrocio Manzoni in metodo classico, 24 mesi sui lieviti, poi dai 6 ai 10 mesi di bottiglia. È un vitigno, oserei dire, particolare che uno non si aspetta in Toscana, specialmente nelle colline. È originario del Trentino, giusto? Esatto, però essendo comunque un'azienda agricola sono comunque uve tutte loro, vigneti loro e anzi già da svariati anni hanno questo, e quindi hanno deciso di provare a fare un piccolo esperimento, sono pochissime bottiglie di cui si fa questo metodo classico un po' particolare. Sempre per... Quindi un vino scattante, fresco, ma con una riserva di energia e di sapore molto intenso. Questo... particolare, un'etichetta particolare, insomma, che richiama un po' la storicità dell'azienda. La bottiglia è molto importante, molto pesante, ma il vino vi assicuro è fresco, immediato, diretto, con queste particolarità aromatiche dell'incrocio Manzoni che in Toscana in pochi hanno assaggiato. E un altro vino, ecco, particolare per l'estate, questo è perfetto, già dall'etichetta. Presentato l'anno scorso al Vinitaly, si chiama Scorfano Rosso ed è pensato ovviamente per accompagnare i piatti di pesce, zuppe, caciucco. Questo non è altro che un sangiovese vinificato in bianco e quindi poi ripassato sulle bucce dell'Alicante. Questo fa sì che perda la classica tannicità del sangiovese per acquisire un'aromaticità, una speziatura dell'Alicante e questo ovviamente si consiglia, specialmente in stagione calde come questa, di servirlo fresco in modo che uno ha la scusa di bere rosso anche d'estate con alte temperature. E vi assicuro che funziona benissimo perché al di là dei profumi, no, che ha questa sensazione in bocca veramente leggera, delicata e non c'è nemmeno paura di berlo freddo perché il tannino è praticamente appena percettibile, proprio ammortizzato, però senza perdere la viola, sembra di bere un succo di ciliegia con questa nota appena tannica, tocco amarognolo, ma poi veramente una piacevolezza, una dolcezza di frutto incantevole, quindi anche sul pesce, come dice l'etichetta. Pesce perfetto, anche un pesce alla griglia, ci sta benissimo, un vino che è uscito l'anno scorso che ci ha dato parecchie soddisfazioni anche quest'anno e che ha avuto le sue conferme da parte della nostra clientela. Grazie mille Alessandro. Grazie a voi.